Con mister Massimo Rastelli al Summer Show a Scea Marina, splendida location. Mister, che bella giornata oggi, premiazioni, si premiano i miti del calcio quest'oggi. È un piacere perché comunque siamo ormai alle porte dell'estate, anche se già da una decina di giorni è estate piena, quindi è un piacere comunque venire in questa bella struttura qui ad Ascea, quindi godersi un po' di mare, un po' di sole, naturalmente fare anche incontri, due chiacchiere al di là delle premiazioni, insomma con personaggi dello sport, quindi con colleghi, con amici, insomma è anche un modo per rivedersi dopo tanto tempo. Ecco mister, in questo Napoli che chiude al terzo posto in classifica, che raggiunge la Champions League, resta però l'amaro in bocca per non aver vinto lo scudetto, uno scudetto che sembrava alla portata anche per l'avvio che appunto aveva avuto la squadra di Luciano Spalletti, tanti, troppi forse i punti persi allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo te qual è il problema? Un problema di leadership, un problema di carattere? Che cosa è mancato al Napoli per vincere lo scudetto? Ma sicuramente c'è grande rammarico, perché quando, anche se inizialmente parti con obiettivi diversi, strada facendo, quando vedi che la squadra comunque acquisisce consapevolezza, anche grazie al lavoro naturalmente di Spalletti, no? Che sulla grandissima delusione della passata stagione è stato molto bravo ad entrare subito nella testa dei calciatori e quindi comunque ad imprimere un ritmo comunque importante alla squadra, e nonostante i tanti infortuni alla Coppa d'Africa è stato bravo a non dare mai alibi, e quindi nonostante le tante assenze in alcuni mesi è riuscito sempre ad ottenere grandi risultati. Però nel calcio succede che quando poi fai benissimo e fai un finale con troppe aspettative e poi non raggiungi o comunque non ti giochi lo scudetto fino all'ultimo secondo, rimane grande rammarico e grande delusione. E io credo che il Napoli potesse giocarsela almeno fino all'ultima partita, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita col Milan, questo scudetto, perché non lo vedo assolutamente inferiore al Milan. L'Inter credo sia la squadra più forte e più completa in tutti i reparti, soprattutto ha la mentalità già vincente perché ha già vinto uno scudetto, e sulla base credo di quest'annata si possa, insomma, secondo me avere più convinzione. Io credo che quello che è mancato, la sensazione, ripeto, dall'esterno, forse la netta sensazione, la convinzione di volerlo vincere questo scudetto, perché io faccio un po' i paragoni tra le dichiarazioni dei giocatori del Milan, dei dirigenti del Milan, dell'allenatore del Milan, e loro hanno sempre parlato comunque, non si sono mai nascosti, e forse questo ha alimentato la voglia di superare le difficoltà, di andare oltre gli ostacoli, al di là naturalmente di alcune mancanze sotto l'aspetto della personalità, della leadership all'interno del gruppo squadra, che rispetto al Milan, tipo Ibrahimovic, Giroud, sono giocatori sicuramente vincenti, che hanno vinto, sanno come vincere, e questo sicuramente è stato un punto a favore del Milan. E ripeto, io credo che bisogna comunque essere nel rammarico soddisfatti di quello che ha fatto il Napoli quest'anno, e sono sicuro che l'anno prossimo se la giocheranno fino alla fine. Andato via Fossi Gulam, contratto scaduto, andato via Lorenzo Insigne al Toronto, contratto scaduto, si cerca di rinnovare con Dries Mertens, ha rinnovato il contratto Juan Jesus, che poi tra l'altro, come abbiamo rivelato noi di Calcionapoli 24, ha firmato un nuovo contratto prolungandolo con il Napoli. C'è la trattativa che riguarda il rinnovo di Fabian Ruiz, c'è il dubbio Kalidou Koulibaly. Ecco, ci sono un po' di dubbi da sciogliere. Secondo te qual è il calciatore che il Napoli potrebbe sacrificare? Perché io blocco ovviamente Osimhen, non lo muovo da lì, anche se poi se arriva un'offerta da 3 cifre De Laurentiis probabilmente lo cederà. Non è semplice rispondere a questa domanda, nel senso che il calciomercato purtroppo ci ha insegnato in questi ultimi anni che non c'è un giocatore incedibile. Io sono sicuro, credo, e sono sicuro che la società non ha intenzione di cedere sicuramente nessuno dei big, di rifare magari il contratto a Mertens, che è comunque uno degli uomini più carismatici dello spogliatoio.
di poter magari fare anche il rinnovo a Fabian Ruiz, perché io credo che ci sia ancora un'ossatura su cui poter lavorare e metterci intorno altre caratteristiche per far sì che Napoli diventi ancora più competitivo. Non vedo un Napoli a fine ciclo. È chiaro che se dovesse essere venduto Osimhen o dovesse essere venduto Koulibaly, si fa fatica poi andare a prendere giocatori di questo spessore che hanno raggiunto questi livelli, insomma, spendendo cifre non esagerate. Grazie mister. Grazie a te.